Ed ora con Lucia Cappelletti a Pieve di Cadore, dove il restauro di Forte Montericco consegna di fatto alla zona un ottimo luogo dove esporre artisti contemporanei. Vediamo. Un forte di fine Ottocento, semidistrutto dagli austriaci in ritirata, rimasto chiuso per un secolo ed ora restituito alla collettività. Con la sua riapertura al pubblico, il forte di Montericco di Pieve di Cadore rappresenta un modello di rigenerazione urbana attraverso l'arte, grazie alla mostra collettiva Fuoco a Paesaggio, curata da Dolomiti Contemporanee. Una riflessione sul valore e il destino del paesaggio contemporaneo, attraverso una trentina di opere tra foto, sculture, installazioni, video, che si inseriscono nel contesto territoriale e sociale del Cadore. 21 i giovani artisti che ne hanno preso parte. Funziona attraverso una residenza che è stata attivata nel paese di Pieve e che è un po' l'istituto centrale di tutta l'attività di Dolomiti Contemporanee. Gli artisti vengono ospitati in residenza, quindi possono costruire i lavori qui, in situ, attraverso i nostri 500 partner, sono moltissimi, che ci forniscono ausilio in molti modi. In questo modo la mostra diventa un dispositivo di correlazione, crea relazioni. Coinvolti nel progetto anche il Museo dell'Occhiale e la Fondazione Tiziano, gestori del Forte. Abbiamo questa struttura in gestione, noi abbiamo il pensiero di curarla, di seguirla, di mantenerla e di offrirla al pubblico. Il Forte si apre, non avrà più una destinazione difensiva, ma sarà un luogo della cultura, un luogo di giovani, un luogo della contemporaneità in cui i giovani artisti vengono chiamati a produrre qui dentro, quindi un luogo che si rigenera. A finanziare il restauro la Fondazione Cari Verona, che pensa già ad un prossimo intervento sul vicino Batteria Castello. 3 milioni di euro l'intervento della Fondazione su questo sito. Per noi l'importante, per la Fondazione, l'importante sono i contenitori ma soprattutto i contenuti. Se ci sarà un buon progetto per il recupero del Forte Gemello di Batteria Castello, la Fondazione sicuramente un pensiero ce la farà. Spinta propulsiva per il progetto Fuoco a Paesaggio, la figura del cittadino più illustre di Pieve di Cadore, Tiziano, con la quale si sono misurati alcuni autori nella sezione dedicata a Tiziano contemporaneo. Credo che potremo arrivare a parlare con istituzioni importanti come alcuni musei internazionali che stiamo già contattando per proporre questa idea. Arte contemporanea, spazio del Cadore Dolomiti, casa natale e terra natale di Tiziano e un grande movimento fatto attraverso le residenze di Dolomiti, in particolare da Montericco.